vorreste come Presidente della Repubblica? Oddio, non è una domanda facile. Non saprei, guardi, adesso non vedo personalità di spicco. No, Berlusconi. No, sottolineato 3 volte. Magari Draghi e una donna, magari. Prima di tutti una donna. Per cambiare uno che non sia sempre di sinistra, uno di destra, casomai, per vedere, per cambiare. Poi i nomi, uno accreditato che faccia il bene del popolo almeno una volta. Ah, io Draghi. Draghi. È meglio quello che abbiamo, che è valido, una persona seria che non ha precedenti nel suo curriculum come persona seria, ecco. Beh, una persona che sia competente, che sia un politico, che abbia una certa elevatura morale. Vorrei una donna, innanzitutto, e una che in questi anni avesse dimostrato di essere per l'unità d'Italia, insomma, una persona che sappia comportarsi e si sia dimostrata in grado di tenere unita l'Italia. Magari la Cartabia, tanto per dirne una. Voglio uno che non sia impegorato con i partiti, uno lontano. Berlusconi no, non lo so. L'attuale Presidente del Senato, anche Elisabetta Alberti Casellati, che fra l'altro è anche veneta, quindi non guasterebbe.